Benvenuti, oggi è lunedì 10 marzo 2025. Il sole sorge alle 6:21 e tramonta alle 18:01. La luna si leva alle 14:18 e cala alle 4:29. Oggi la Chiesa celebra San Simplicio. Il nome Simplicio proviene dal latino simplicius ed assume il significato di colui che è semplice o onesto di spirito. Oggi è la giornata mondiale del sonno, un evento annuale che vuole sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza di un sonno buono e salutare per la nostra salute fisica e mentale. Il sonno infatti è una funzione biologica fondamentale che influisce sull'umore, sulla memoria, sulla creatività e sulla produttività, ma anche sul sistema immunitario e sul metabolismo. Auguri a Sharon Stone che compie oggi 67 anni. Ha debuttato nel 1980 in Stardust Memories di Woody Allen, ma è stata la sua interpretazione in Catherine Trammell nel thriller erotico Basic Instinct a renderla una star internazionale, nonostante le polemiche per le scene osé. Ha ottenuto la sua unica nomination all'Oscar per il ruolo nel capolavoro Casino di Martin Scorsese. Ha ricevuto altre 3 nomination ai Golden Globe per i film Basta guardare il cielo, La dea del successo e la serie The Practice. Il calciatore Samuel Eto'o festeggia oggi 44 anni. Ha vinto 4 volte il premio di calciatore africano dell'anno e nel 2007 è stato eletto il miglior calciatore africano di sempre. Ha giocato in grandi squadre come il Barcellona, l'Inter e il Chelsea, vincendo 3 Champions League. Con 56 reti e 118 presenze è il miglior realizzatore di tutti i tempi della nazionale camerunese, con cui ha partecipato a 4 mondiali. Un grande augurio a Chuck Norris, mitico attore e artista marziale che compie oggi 85 anni. Ha dato vita a numerosi film d'azione negli anni 80. Nel 1990 ha fondato una nuova arte marziale, il Chan Kuk Do, e ha ottenuto la cintura nera di 8º grado di Taekwondo. Dal 1993 al 2001 ha interpretato il protagonista della serie Walker Texas Ranger, che lo ha reso popolare in tutto il mondo. Il 10 marzo 1975 nasceva Radio Milano International, una delle prime emittenti italiane indipendenti. A fondarla Angelo Borra e i fratelli Cozzi. Fu Angelo Borra a procurarsi un trasmettitore militare e ad acquistare mixer e giradischi. I fratelli Cozzi, dopo aver convinto i genitori, ci misero la stanza. Era la loro camera da letto. Il progetto nacque così e crebbe presto, accogliendo tra i conduttori nomi destinati a diventare noti, come Claudio Cecchetto e Gerry Scotti. Ma perché i pianeti che ruotano attorno al Sole hanno tutti velocità diverse? Le traiettorie compiute dai pianeti del nostro sistema solare nel loro movimento di rotazione attorno al Sole vengono chiamate orbite planetarie. In particolare, più un pianeta è vicino al Sole, più è influenzato dalla forza di gravità solare che lo attira maggiormente. Quindi, per rimanere in orbita, il pianeta deve aumentare la propria velocità. Per questo Mercurio ha l'orbita più rapida, mentre Nettuno, il più lontano, è il più lento. La traiettoria di ciascun pianeta è un'ellisse, leggermente modificata dalle forze esercitate dagli altri pianeti. Buongiorno e buon inizio settimana ai 12. Oggi una focosa luna in Leone apre le danze in questa nuova settimana tutta da scoprire. Vediamo cosa riserva il cielo per i 12 zodiacali. Ariete, la giornata di oggi è una giornata con una splendida luna in trigono che favorisce le emozioni, anche se Venere nel vostro segno è retrograda, ci parla Mercurio e la convince un po' a darsi da fare nonostante le insicurezze. Toro,
La giornata di oggi è una giornata con una luna di quadratura, una luna che interviene soprattutto negli ambienti, nei luoghi e nella casa. Cercate quindi di non sviluppare tensione con le persone con cui vivete o collaborate al lavoro. Qualcosa potrebbe farvi storcere il naso su alcune nuove disposizioni che non comprendete. Gemelli, la vostra giornata oggi vanta una luna assolutamente comunicativa, briosa e compatibile ai vostri gradi. Questa luna oggi vi aiuta molto, soprattutto perché si connetterà verso sera con Giove e vi aiuterà moltissimo a gestire tutta una serie di faccende amministrative. Cancro, la luna, la vostra dea, ha abbandonato il vostro segno zodiacale, vi lascia soli con Marte, un Marte che esige sempre più delle attenzioni e soprattutto delle azioni risolutive e forti. Il trigono con il Sole e Saturno vi aiuterà a decidere bene. La Luna intanto vi segnala di fare attenzione all'economia. Leone, una splendida giornata oggi con la Luna nel segno opposta a Plutone, per cui ancora, cari Leone, siete sempre un po' guardinghi e cercate di capire se c'è qualcosa al di là di quello che si vede. La tensione affettiva invece gode di un morbido abbraccio di cui vi ammanterete in serata. Vergine, la giornata di oggi presenta una luna un po' pensierosa dietro di voi, nella vostra ideale 12ª casa, per cui la luna oggi sembra intenzionata a farvi riflettere un po' su sentimenti ed emozioni che non sempre vi corrispondono. Una sorpresa in serata di una telefonata o di un amico potrebbero allietarvi la serata. Bilancia, luna oggi perfettamente compatibile, è una luna che parla di amicizie, è una luna che si ammanta di tutta una geniale ispirazione. Tutto sembra più gestibile, più facile, e anche Venere, seppure in opposizione, la vostra Venere, è retrograda e stimolata da Mercurio riceverà delle buone notizie. Scorpione, giornata oggi di luna in quadratura, per voi lo stress è nell'area del lavoro, della carriera, forse dovete gestire un po' meglio le cose, ma c'è tutto uno stress che deriva dal fatto che avete nuove e più brillanti responsabilità, quindi assumete bene il vostro ruolo, andate fino in fondo e gestite tutto in una maniera serena, consci del fatto che potete sempre farcela. Sagittario, luna di trigono oggi per voi, una luna che vi ispira nel lontano, un po' filosofici oggi, un po' legati all'approfondimento di alcune curiosità. Questa luna oggi vi darà modo comunque di toccare con mano la vostra parte più interiore, quella più spirituale, quella più filosofica. È un lato di voi Sagittario che spesso viene sottovalutato, ma che in realtà è tra i più profondi dello zodiaco. Capricorno, una giornata oggi la buona notizia è che la luna ha smesso di farvi dispetti e dopo un weekend in cui l'umore è stato un po' ballerino, ecco che torna un po' la lucidità emozionale. Marte è ancora opposto dal Cancro e vi farà sgambettare un po', facendovi fremere per chiudere in tempo una serie di trattative importanti a cui tenete. Acquario, proprio per voi non mancano i successi, non mancano una serie di riscontri. La Luna però propone una crisi nel modo di vedervi. Forse avete bisogno di una rassicurazione, forse avete bisogno di un qualcosa di più che vi possa allietare e fare da carburante per il vostro entusiasmo. Si sa che quando lo perdete vi congelate un po'. Pesci, giornata oggi che dismette il glorioso trigono della Luna, ma che riserva nuove sorprese, poiché è su Marte che potrete contare. La vostra capacità decisionale si tradurrà oggi subito in azione e sarete assolutamente diretti e molto, ma molto volitivi. Non solo poeta, Dante Alighieri nella sua vita ebbe anche incarichi politici, ma quando salirono al potere gli avversari, cioè i Guelfi Neri, il sommo poeta fu oggetto di persecuzione. Il 10 marzo 1302 arrivò perentoria la condanna, il resto è storia. Dante, bandito da Firenze, lasciò la città e non vi rimise mai più piede, morendo a Ravenna nel 1321. Oggi vi parliamo di un modo di dire molto comune: battere la fiacca. La prima
prima ipotesi per spiegare questa espressione risale all'antica Grecia, dove i corridori della maratona si curavano le vesciche ai piedi, chiamate fiacche, battendole con rametti di ulivo. Quindi battere la fiacca significava prendersi una pausa per riposarsi e guarire. Ma c'è anche un'altra ipotesi che ci porta in Piemonte, nel periodo della guerra contro gli austriaci. In questo caso battere significa suonare il tamburo, lo strumento utilizzato per comunicare gli ordini ai soldati. Un giorno un gruppo di fanti piemontesi, stanchi di combattere, scherzarono dicendo di aver ricevuto l'ordine di oziare, cioè di battere la fiacca. L'espressione si diffuse poi tra i soldati di altre regioni e arrivò fino a noi. Cosa aspettavano i seguaci di Fra Dolcino sul Monte Rubello nel 1306? Le profezie del loro maestro, che predicava una chiesa povera e una società egualitaria. Fra Dolcino era un ribelle, un eretico, un visionario. La chiesa lo condannò a morte e lo bruciò sul rogo insieme alla sua amata Margherita. Ma la sua memoria non si spense. Ancora oggi, ogni settembre, un gruppo di persone lo ricorda in un angolo sperduto del Piemonte. Fra Dolcino, il matto che sfidò la chiesa e il potere. Ci salutiamo con la frase del giorno. Per essere felici bisogna eliminare due cose: il timore di un male futuro e il ricordo di un male passato. Questo non ci riguarda più, quello non ci riguarda ancora. Ascoltiamo il buon Seneca e viviamo ogni giorno senza preoccuparci troppo, ma vivendo ogni esperienza appieno. Noi ci vediamo domani per scoprire insieme nuovi consigli, modi di dire e curiosità. Buon inizio settimana e buona giornata dalla vostra Martina.